Cornelia Tessari e sono la titolare della società agricola Tessari. Noi nasciamo come azienda vitivinicola, ma da qualche anno ci siamo sviluppati anche in questa realtà che è Corte Grisela. Corte Grisela è un angolo che abbiamo ricavato, fa parte della storia di famiglia. Qui ci viveva mio nonno e i 2 suoi fratelli e poi negli anni è stata acquisita da mio papà e attualmente ci vivo io con i miei fratelli, quindi è una storia che si ripete. Lo utilizziamo come accoglienza per i nostri ospiti, che sono clienti italiani, stranieri o clienti appunto della cantina. Con i fondi del GAL Val d'Olessinia abbiamo ristrutturato tutta la parte esterna e riconvertito l'accoglienza. Abbiamo realizzato un punto panoramico per gli ospiti che alloggiano presso la nostra struttura e risistemato la cantinetta del nonno degli anni 30. Per il futuro spero che da parte del GAL ci sia la possibilità di investire anche nell'ambito del marketing e della comunicazione, perché pur essendo le nostre aziende di origine agricola e comunque appunto legate ad un mondo vitivinicolo, in realtà l'aspetto del marketing e della comunicazione è diventato fondamentale. Ringrazio i consulenti che ci hanno aiutato nelle pratiche da presentare al GAL e spero appunto ci siano altre occasioni per collaborare in futuro e grazie anche a voi che ci avete concesso questa intervista per fare conoscere anche, oltre alla nostra esperienza, la nostra realtà. Vi aspetto tutti a Corte Grisela.